Carissimi confratelli, mia cara famiglia salesiana, amici e amiche, ci troviamo qui per dirvi da parte mia tanti auguri in questa Santa Pasqua, tanti auguri in questo giorno dove mi trovo nella Basilica del Sacro Cuore, qui ante l'altare di Don Bosco, in questa basilica che è molto significativa per noi. E lo faccio oggi certamente, come ho detto, per dirvi tanti auguri in questa Pasqua di Resurrezione speciale, colpita dalla pandemia, ma dove il Signore è risorto accompagna sempre la nostra storia umana. Però allo stesso tempo volevo dirvi tanti auguri perché ci troviamo in un compleanno, il compleanno dell'oratorio, della nascita carismatica del carisma salesiano in Don Bosco e di tutta la sua missione. Perché? Perché come oggi, un 12 aprile del 1846, Don Bosco, dopo un lungo pellegrinaggio senza vedere la luce, arriva a un spazio fuori di Torino, quel quartiere ancora speciale, difficile, chiamato Baldocco, e lì in affitto aveva trovato una tettoia, la tettoia Pinardi, e un pezzo di giardino per giocare. Oggi quelli sono le nostre radici, quella è la nostra culla, Baldocco, dove oggi troviamo la cappellina Pinardi, dove Don Bosco ha fatto la prima preghiera un giorno come oggi, tanti anni fa, e quel cortile che oggi è il cortile del Baldocco. Motivo di grande emozione, è un giorno anche per ringraziare a Dio per il suo modo di fare, questo modo che sta sempre nel mistero di Dio e con la presenza dello Spirito. Vedete una cappellina, una tettoia, e oggi il carisma salesiano sta dappertutto, sempre per servire ai ragazzi, le ragazze e i giovani. Si capisce molto bene che noi vogliamo per questo che un oratorio, una casa salesiana, tutte le presenze del nostro mondo salesiano e della nostra famiglia possano essere sempre una casa per l'accoglienza, che possano essere un cortile dove giocare e trovarsi con amici e sempre in grazia di Dio, che possa essere una scuola, una formazione professionale che prepara per la vita, che sia una parrocchia che raccoglie quelli che non avevano una parrocchia e che mostra Dio e l'amicizia con Gesù. Cari amici, tanti auguri di buon compleanno e in questa bellissima data del giorno di Pasqua. Vi invito a due cose molto semplici. Una, a fare di tutte le presenze salesiane del mondo un altro Baldocco, come quel Baldocco dove Don Bosco arrivava con i suoi ragazzi, cominciando da zero, però con un cuore pieno di amore per i suoi giovani e di amore per Gesù e per Dio. E secondo, vi chiedo di rinnovare oggi e specialmente questo nostro impegno di fare della nostra vita salesiana e di tutte le nostre presenze un vero sacramento salesiano della presenza. La presenza in mezzo ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze, la presenza come amici, amiche, fratelli, sorelle e papà e mamma è oggi un speciale e bellissimo contributo. Per tutto questo, tanti auguri di Pasqua e tanti auguri per il nostro oratorio
è la nostra Fondazione Carismatica Salesiana. Santa Pasqua a tutti, complimenti.